Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con quella che potremmo definire una tragedia annunciata. La scorsa notte sulla statale 33 del Sempione a Rho, un ragazzo di 20 anni è morto dopo un incidente avvenuto intorno all'1. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo di origine straniera si trovava su un monopattino che si è scontrato contro un'auto. L'incidente è avvenuto lungo un tratto di strada non illuminato. Il conducente della vettura sotto shock si è fermato per prestare soccorso. Sulla vicenda si registra la polemica dell'assessore regionale alla sicurezza Riccardo Decorato. Il giovane, ha detto l'assessore, non aveva il casco. Forse con il casco oggi parleremmo d'altro. È inconcepibile, ha aggiunto poi Decorato, come il Parlamento sulla questione non abbia ancora prodotto una legge seria che contempli la sicurezza stradale di chi guida questi mezzi a due ruote, ovvero casco, assicurazione e patentino. Andiamo ora a Lavena Ponte Tresa, dove questa mattina, a 2 passi dal confine, c'è stato un altro incidente, per fortuna meno grave. È successo intorno alle 10:30 accanto al campo sportivo e a poche decine di metri dal corso del Tresa. Per cause al momento ancora da accertare, un'auto e una moto con targa svizzera si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote. Sbalzata violentemente a terra, la donna svizzera ha riportato seri traumi, soprattutto a una gamba. È stata caricata sull'elisoccorso e trasportata all'ospedale di Circolo di Varese. E a Varese è polemica per la chiusura da domani dell'unica strada che porta in vetta al Campo dei Fiori. Vediamo il servizio del collega Marco Croci. L'ordinanza è stata notificata oggi ed entrerà in vigore già da domani. L'unica strada che porta in vetta al Campo dei Fiori di Varese resterà chiusa per le prossime 2 settimane, fino al 29 luglio, nei giorni infrasettimanali, dalle 8:30 alle 16:30. Il motivo? Enel Distribuzione deve compiere interventi alla linea elettrica. A farsi portavoce del malcontento diffuso in vetta alla montagna è Laura Orlandi, dell'Osteria Irma. Siamo stati avvisati soltanto oggi, spiega, e per noi è un danno enorme. I clienti non potranno raggiungerci di giorno ma soltanto di sera, senza contare poi i disagi a livello personale per noi e per gli altri residenti. Da qui l'appello al Comune. Chiediamo almeno che possa essere consentito il transito dalla strada sterrata che collega al Sacromonte. Hanno occupato una casa comunale approfittando dell'assenza della donna assegnataria, una cinquantenne ricoverata in una struttura per gravi problemi di salute. Non solo, nell'immobile hanno fatto il bello e il cattivo tempo per un mese. È successo a Cislago. Avvisato da qualcuno di quel che succedeva, l'ente gestore degli alloggi ha a sua volta segnalato l'accaduto alla polizia locale, intervenuta in forze questa mattina. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento. C'erano 2 uomini, uno italiano e uno tunisino e una donna italiana. Alla richiesta di spiegazioni sono caduti dalle nuvole. Sapevamo che la casa era libera e siamo entrati, hanno risposto. Rinvenuti 15 grammi di hashish per uso personale e armi da taglio. La polizia locale ha sequestrato tutto e denunciato gli occupanti abusivi che hanno poi lasciato l'alloggio. Infine spostiamoci sul confine. 4 cittadini italiani tra i 21 e i 26 anni, tutti residenti in Liguria, sono stati fermati alla dogana di Chiasso dalla polizia cantonale e trovati in possesso di oltre 30 collanine d'oro stipati in calzini usati. Il motivo di quel bizzarro nascondiglio è stato presto svelato dagli inquirenti. Si trattava di monili strappati dal collo delle vittime durante concerti ed eventi all'aperto organizzati nei giorni scorsi oltre il Gottardo. I 4 sono stati arrestati. Avevano anche 2 bombolette di spray urticante. Dopo aver creato scompiglio tra la folla durante i raduni, gli autori avrebbero accerchiato la vittima approfittando della confusione per strapparle la collanina d'oro dal collo. Una vera e propria rapina. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!